Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di un incontro che si è tenuto qualche giorno fa a Monselice, organizzato dalla Wiltec Veneto, dove si è fatto il punto della situazione sulle aziende e l'economia veneta al tempo del Covid-19. Per voi ho incontrato Gianpietro Gregnanin, che è segretario generale Veneto della Wiltec, al quale abbiamo chiesto se le aziende hanno retto e soprattutto come hanno reagito a questa emergenza. Il tessuto economico-industriale del Veneto è stato fortemente colpito dalla pandemia, come del resto il tessuto economico del paese. I freddi numeri ci danno comunque una situazione veneta leggermente migliore rispetto a quella italiana. Il Veneto avrà una contrazione del PIL dell'8,7% a fronte del 9,2% del panorama italiano. È un quadro con luce ed ombre. Abbiamo settori che sono stati fortemente impattati, il manufatturiero ha perso il 25%, il Made in Italy è stato fortemente colpito, la Riviera del Belta sta pagando nel settore calzaturiero uno scotto importante rispetto alla crisi, così come l'occhialeria. Però abbiamo anche settori che stanno tenendo, la farmaceutica, le fabbriche, le aziende che producono biomedicale hanno visto un incremento rispetto alla produzione ante-coronavirus, quindi una situazione molto eterogenea dentro il quale secondo me il Veneto comunque ha grandi potenzialità per poter superare questa crisi. Abbiamo ascoltato anche dalla voce del segretario generale nazionale Paolo Pirani che ruolo gioca il Veneto nell'economia del paese. Il Veneto ha grandi opportunità, è una regione proiettata sul contesto internazionale. Occorre rafforzare la dimensione della piccola e media impresa, ma bisogna anche unirla a grandi progetti strategici. Penso una rivisitazione di Porto Marghera, del suo ruolo, della sua capacità di passare anche a tecnologie nuove come quella all'idrogeno, su cui si stanno facendo delle sperimentazioni. Penso a una diversa visione anche del sistema moda, più legata al territorio, a filiere più corte. Penso ad un rapporto tra agricoltura e produzione, per esempio, di chimica verde, su cui ci sono competenze e su cui potremmo essere dei leader mondiali. Quindi ripensare il Veneto con un diverso rapporto con il territorio e con le scelte internazionali. All'incontro organizzato dalla Wiltec Veneto è stata presentata una ricerca che restituisce numericamente la situazione economica del Veneto. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'ente di ricerca Local Area Network, Luca Romano. La situazione economica del Veneto post-Covid è caratterizzata da due elementi, uno fortemente negativo è quello legato ai settori del turismo, commercio e alcune componenti del mondo industriale, in particolare del Made in Italy e dell'automotive nel settore meccanico. Questo ha diversificato l'impatto sulle varie zone della regione e sicuramente le meno colpite sono quelle nelle quali sono forti i settori industriali che hanno tenuto, alimentare, chimica, gomma plastica, farmaceutico, biomedicale ovviamente, e c'è stata, diciamo così, una risposta legata soprattutto alle emergenze. In un momento così particolare e difficile per molte aziende abbiamo voluto incontrare il direttore di Fidi Artigiani, Stefano Bertani, al quale abbiamo posto molte domande su come si può accedere al credito, ma soprattutto qual è la situazione attuale per le aziende artigiane e non. Come anticipato, oggi siamo in compagnia di Stefano Bertani di Fidi Artigiani. L'abbiamo incontrato, innanzitutto lo salutiamo. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo incontrato perché abbiamo bisogno di capire molte cose ed in particolare la prima domanda che vogliamo porgli è quanto è importante il rilascio di garanzia per le aziende in questo momento così particolare. Ma diciamo che il rilascio di garanzie bancarie è a dir poco fondamentale in questo momento.
Noi sappiamo che le garanzie bancarie possono assistere le nostre imprese per poter ottenere finanziamenti e poter aumentare la loro capacità di credito. L'esempio è stata la manovra del nostro governo che, per far fronte a questa crisi, alla crisi finanziaria conseguente alla pandemia in atto, ha deciso di intraprendere una strada di assistenza alle imprese dal punto di vista del rilascio delle garanzie per il tramite del Fondo Centrale di Garanzia. E Stefano, come si è mossa Fidi Artigiani in questo momento? Cioè, come ha assistito le aziende durante anche il periodo clou dell'emergenza? Fidi Artigiani ha fin da subito attivato tutte le sue risorse per poter assistere le aziende associate e non, e artigiane e non, perché tra i nostri associati ci sono, tra le aziende in assistenza con noi ci sono tante aziende non artigiane, e fin dall'inizio mettendo in campo tutte le nostre risorse, creando un numero dedicato telefonico, una mail che con Casartigiani Verona abbiamo condiviso come canalizzatore iniziale per poi gestire tutta la parte relativa al credito, e abbiamo attivato un webinar con le nostre aziende che ha avuto molto successo, e soprattutto abbiamo assistito le aziende nelle prime scelte immediate dei primi giorni, quando c'era ancora molta confusione, non si sapeva in che direzione si stava andando, non si sapeva il governo che misure avrebbe preso. Noi abbiamo sempre predicato prudenza alle aziende, abbiamo sempre consigliato di non accedere a cuor leggero alle moratorie presenti nei vari decreti, nel decreto Cura Italia o il decreto liquidità con i 25.000 euro iniziali che poi sono diventati 30.000. Noi abbiamo sempre detto: utilizzate questi strumenti finanziari solo ed esclusivamente se è strettamente necessario, perché di fatto ricordiamo che questa manovra è una manovra che crea debito, vanno restituiti i soldi, non è una manovra che assiste le aziende dal punto di vista di un'iniezione di liquidità. Allora, in conclusione di questa chiacchierata, vorrei ricordare chi ci ascolta da casa, perché noi siamo molto pragmatici, come si può mettersi in contatto con voi e soprattutto possono parlare con voi artigiani e anche non, mi dicevi Stefano. Certo, a Fidi Artigiani possono accedere a tutte le imprese del territorio nazionale regolarmente iscritte in Camera di Commercio. I nostri riferimenti sono il numero telefonico che è 045 86 20050 oppure la mail info@fidiartigiani.it. Ringraziamo il direttore di Fidi Artigiani Stefano Bertani, ti salutiamo e ci vedremo alla prossima. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con il lavoro a 360 gradi edizione estate. Le abitudini moderne prevedono un uso intensivo di dispositivi digitali, da cui anche i ragazzi ormai non possono più prescindere. Questi possono creare disturbi da affaticamento visivo digitale. L'educazione di noi giovani è importante. Oltre a trascorrere più tempo in attività all'aria aperta, rientra in questo ambito anche l'educazione a una corretta postura, il giusto posizionamento del dispositivo e la buona illuminazione dell'ambiente di utilizzo. Tali accorgimenti però possono non bastare. Serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale evoluta Sync di Oya, che riduce e previene l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. In queste settimane, ma soprattutto in questi ultimi giorni, ci avete chiesto di parlare del reddito di emergenza. Che cos'è? Chi può usufruirne e come si fa ad accedervi? Abbiamo chiesto aiuto a Gigi Giordano, che è responsabile fiscale del CAF UIL di Verona.
Come ho anticipato nel lancio, oggi abbiamo qui con noi Gigi Giordano, che è responsabile fiscale del CAF-Will di Verona. Buongiorno Gigi. Buongiorno Elisa. Allora Gigi, quando abbiamo delle informazioni precise da avere su alcune tematiche dobbiamo contattarti per forza. Quindi abbiamo oggi un tema che è andato su tutti i giornali, ne stanno parlando in molti, parliamo del reddito di emergenza. Perché vogliamo chiarezza? Perché vogliamo capire innanzitutto che cos'è, ma soprattutto poi approfondire chi può usufruirne. Quindi se ci puoi chiarire come prima battuta che cos'è questo reddito di emergenza, saremo grati. Ecco, il reddito di emergenza è una misura di sostegno economico in favore di chi? Dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, questo come concetto. Ecco, chi può usufruirne di questo reddito e soprattutto che ammontare ha? Allora, chi può usufruirne, chiariamo subito una cosa, che non è destinato al singolo cittadino, ma è destinato ai nuclei familiari, per cui i requisiti che vengono richiesti non sono solo del cittadino richiedente, ma di tutto il nucleo. Faccio un esempio. Non ci devono essere pensionati, ma non vuol dire che il cittadino soltanto non debba essere pensionato, neanche nessun altro componente del nucleo, altrimenti decade la possibilità di richiederlo, quindi manca il requisito. Chi può richiederlo? Intanto abbiamo detto i nuclei familiari che devono avere determinati requisiti. Per prima cosa un ISEE con indicatore non superiore a 15.000 euro. E poi ci sono altri requisiti di tipo reddituale e patrimoniale, cioè non devono avere un reddito più alto di un certo importo, non devono avere un patrimonio più alto di un certo importo. E questo vale per tutto il nucleo familiare. Dice, ma quanto prenderanno? Nel caso in cui rientrano con i requisiti, l'importo che viene erogato al nucleo familiare è di 400 euro al mese per 2 mesi, che potrebbero diventare, a seconda della composizione del nucleo familiare, e quando parliamo di nucleo familiare si intende quello ai fini ISEE, potrebbero arrivare a 800 euro e in casi particolari, quando ci sono disabili gravi, anche a 840 euro al mese, sempre per 2 mesi, a partire dal mese nel quale è stata fatta la domanda di reddito di emergenza. La scadenza per poter ottenere questo reddito di emergenza è il 31 di luglio. Come ci si deve muovere? Cosa bisogna fare, Gigi, per attivare questa pratica? Allora, per spedire la domanda, per cercare di avere il reddito di emergenza, si può fare direttamente sul portale dell'INPS, quindi il cittadino può farlo direttamente, oppure si può rivolgere ad un patronato, ad un CAF, per farsi assistere nella compilazione e trasmissione della domanda. Per esempio il nostro patronato ITAL è disponibilissimo a dare assistenza e a compilare le domande eventualmente. Ecco, al patronato bisogna prendere un appuntamento, bisogna telefonare, vista ancora la situazione di emergenza che c'è e come ci si può attivare per parlare con il patronato? Sì, come dicevi giustamente tu, vista la situazione ancora di emergenza per il Covid-19, bisogna andare esclusivamente su appuntamento, e così lavora il nostro patronato, tranne dei casi particolari in cui riceve il pubblico anche senza appuntamento. In questo caso è necessario l'appuntamento. Ringraziamo Gigi Giordano perché ci ha dato queste informazioni utili, quindi resta a disposizione nel caso specifico il patronato della Will nella nuova sede e vi mettiamo in sovraimpressione il numero di telefono per fissare un eventuale appuntamento. Noi ti ringraziamo Gigi, ci rivediamo presto per tante informazioni utili che ci potrai fornire. Grazie ancora. Grazie Gigi. a te Elisa, ciao. La puntata è finita anche per questa settimana, io vi ricordo che torneremo anche la settimana prossima puntuali sempre con il lavoro a 360 gradi, io vi aspetto e vi ricordo come tutte le settimane che se avete voglia di riascoltare e rivedere la puntata potete farlo sul nostro sito che è www.lavoro-360.it dove potete riguardare con calma tutta la puntata e tutti i servizi che abbiamo realizzato per voi. Elisa Tagliani vi saluta e vi aspetta puntuali la settimana prossima con il lavoro a 360 gradi.